La terza giornata della riunione autunnale 2020 all'Ippodromo Pinna di Sassari proponeva in ordine cronologico 4 prove sui 1000 metri e 2 sul miglio accorciato. In apertura Didi Edda timbra la reclamare per puro sangue inglese di 2 anni. Corsa animata dalla Rosica che con decisione si portava al comando, seguita da Didi Edda, Nobili Tesson e più all'esterno galoppava Gribu dell'Algher, con No To You che inizialmente concedeva qualche lunghezza. Nella piegata Gribu dell'Algher trova difficoltà ad impiegarla, mentre la battistrada si presentava ai 250 finali al comando. Ma a centro pista avanzava ad ampie falcate Didi Edda sotto la guida di Gavino Sanna. Nel tratto ultimo si imponeva in modo chiaro sulla risalente No To You, che all'ultimo tuffo beffa la Rosica, terminata al terzo posto davanti a Gribu dell'Algher. Didi Edda, figlia di Perisol e Bipascia, è stata acquistata anche lei lo scorso autunno a Gloves e al quarto tentativo raggiunge la prima vittoria in carriera, che vale la 23esima stagionale per il Team Icottu, mentre può finalmente gioire l'entourage della scuderia PES. A fine gara le voci di Gavino Sanna e del signor Manuel Manca, socio proprietario di Didi Edda. Gavino Sanna, la prima alpina con Didi Edda, una cavola che ci tenevi a vincere. Sì dai, è di un gruppo di ragazzi che sono appassionati, si divertono, una cavola che stava correndo bene, l'ultima volta seconda, e stava dimostrando di venire sempre più avanti, dai, oggi... Sì, quarta, terza, seconda e prima. Sì dai, oggi è andata bene, 1000 metri un filino corta per lì, però forse l'ha aiutato anche il terreno perché è parecchio pesante. Sì, ho visto che si è distesa anche bene, sì, è andata a chiappare la Rosica. Quindi. No, bene. Complimenti Gavino. Grazie. Manuel Manca, socio proprietario di Didi Edda, quarta, terza, seconda e ora la prima. Finalmente la vittoria è arrivata. Ci credevate sui 1000 metri? 1000 metri no, la verità, perché è una cavala a più distanza, però è arrivata la vittoria e ci abbiamo creduto. Sì, una bella vittoria anche perché la lancia ora, forse, visto comunque sempre al palo, quindi... Speriamo che venga avanti la cavalla e che continui così. Senti, una società di appassionati la vostra non avete mai mollato in questi anni, nonostante l'Ippica non viaggi in buone acque, questo significa anche per la Sardegna che i giovani ci sono. Sì, ci siamo perché la passione c'è sempre e grazie a Dio i soci le piace ancora più di me l'ambiente dell'Ippica, quindi andiamo avanti. Per il prossimo anno ci sarà un'altra cavalla, quindi siete dai, messi bene. Un'altra foto in camera da letto. Vediamo, dai. Ciao Manuel. La progressione di Didi Edda che stacca per venire a vincere. La reclamale riservata ai fondo arabo di 3 anni ha visto trionfare un sorprendente Bodale, ben interpretato da Federico Bossa. In testa, sin dal via, il grigio ha imposto il proprio ritmo alla corsa, tallonato all'esterno da Baila, mentre Brunilde non aveva vita facile all'interno. In retta finale Bodale non molla di un centimetro e sospinto energicamente da Bossa risponde colpo su colpo agli attacchi prima di Baila e poi a quelli di Brunilde, quest'ultima finita in una corta testa dal vincitore. Quarto, a contatto finiva Buran. Anche per il grintoso Bodale, figlio dell'arabo Hercules e della puro sangue inglese paesana mia, si tratta della prima vittoria in carriera, trionfando per la Connection Pala de Rola, ma soprattutto per i colori e l'allevamento del signor Pietro Cargiaghe di Nulvi. A fine gara le impressioni di Federico Bossa. Federico Bossa, ti sei salvato con Bodale? Sì, non l'avevo mai montato, forse mi ha favorito il numero distaccato, l'uno di Gabio non è magari partito velocissimo, però sono riuscito a sfidare al comando, sono riuscito a regolarlo, prendere in mano, ho fatto bene la curva, addirittura bene o male il cavallo che mi ha accompagnato un po' fino in fondo, ha tenuto bene fino in fondo, ci siamo salvati a buco dai. Sì, si è un po' affievolita l'azione negli ultimi 100 metri, però Braccia e Frutta sei riuscita a salvarti da Brunilde e Baila che ti hanno aggredito nell'ultimo fallo. Sì, ce n'era uno di dentro, uno di fuori, meno male un po' lottato dai. Sì, si è dimostrato anche un cavallo interessante per il futuro. Sì. Complimenti Federico.
L'handicap che metteva a confronto il purosangue inglese di 3 anni e oltre sul chilometro secco è stata l'occasione giusta per Pintor Physique di ritrovare il successo. Con in sella Nino Murru, il portacolori della scuderia Cossu ha dominato gli avversari dal primo all'ultimo metro, andando spedito in testa sull'Umacorno che provava a seguirne la scia assieme al Rumbastare. Ma Pintor Physique continuava nella sua galoppata irresistibile. Al paletto dei 200 la vittoria era già in cassaforte, lasciando in lotta per la miglior piazza l'Umacorno e Lucky Ligno Rice, finiti in un fazzoletto davanti al Rumbastare. Per il cavallo nato e allevato in Sardegna, figlio di Physique e Mara de Bench, arriva la quarta vittoria in carriera e la prima stagionale, dimostrandosi uno tra i migliori sprinter della categoria isolana. A fine gara le parole di Nino Murru e quelle del signor Piero Cossu, proprietario e allevatore di Pintor Physique. Ti è piaciuto? Sì, era bello. Sì, dai. Nino Murru ritorna alla vittoria con Pintor Physique. Diciamo che a questo cavallo gli mancava un po' sempre la corsa. Beh, a Chilivani non aveva programma praticamente, non ha mai corso. Cavallo che hai visto è sempre un po' grosso, cioè grosso come cavallo, quindi ogni volta che corre È un mezzo rientro. è un mezzo rientro, quindi poi impiega un pochino a prendere la giusta forma, però quando è in forma a 1000 metri, 1000-1200 è veramente un bel cavallo, un buon cavallo. Oggi Canter. L'ha fatto vedere anche in Toscana, eh? Sì. Sì, oggi Canter. 63 kg, Facile, mai un problema. facilissimo. Quindi Villacidro. Quindi adesso c'è una bella corsa a Villacidro, mi ha detto Piero. Poi vediamo se faremo qualche trasferta a Pisa magari, Ok. 1000-1200. Complimenti Nino. Grazie. Piero Cossu, proprietario e allevatore di Pintor Physique, ritrova la vittoria alla prima stagionale. Con te ne ho sempre parlato, quando correva era sempre un mezzo rientro, 15 giorni fa era quinto, oggi un altro cavallo. Bru, sì, per non mandare avanti un po' le corse, a Chilivani non hanno fatto una corsa di velocisti, non ne hanno fatto una e purtroppo corri ogni 2 mesi con questo cavallo, anche lui, anche oggi è 63 kg, un po' azzardato, però o corri così o non corri, Bru. C'è una corsa buona a Villacidro, aspettare solo quella era troppo lontano, ho detto dai, male ce lo manda avanti e invece È andato troppo avanti meglio. in corsa. Sì. Ha digerito anche Sassari, dai, si pensava che... Esatto, non è che li garbi tanto Sassari a lui, però oggi stava bene, te l'ho detto anche stamattina, Bru, però c'avevamo un dubbietto. Bene, dai. Si è risolto nel migliore dei modi. Sì. Terza, quarta vittoria per lui in carriera, è un cavallo sicuramente positivo, che ora c'è Villacidro e poi magari si può fare anche qualche trasferta. Non lo so, facciamo qualche trasferta, lo mandiamo su davvero un 5 o 6 mesi a Pisa il cavallo. Stavamo decidendo così, tanto qui vediamo com'è, Brunè. Cavallo che merita sicuramente, anche perché è nato e allevato in Sardegna, è italiano, per esempio. Quindi Mi fa piacere. sicuramente è uno dei cavalli di punta per quanto riguarda gli sprinter. Complimenti Piero Grazie, Bruno. per tutta la scuderia. Grazie Brunè. La saga dei 1000 metri si conclude con un altro coast to coast, questa volta griffato da Belém, che concede il bis nel reclamare per fondo inglese di 3 anni. Con in sella Alessandro Fiori, l'allieva di Giulia Correa è andata via dalle gabbie con un bel piglio, lasciandosi alle spalle Beautiful Star e il compagno di box Benito, con la rivale annunciata Belina costretta al recupero. Entrati addirittura a finale a lungo ancora a Belém, filando via in corda con un'azione fluida, rendendosi intangibile dal tentativo di rimonta di Belina, che si deve accontentare del secondo posto. Per il terzo emergeva Bella Chisusole, che segnava il ritorno alle corse dopo oltre 1 anno e mezzo del jockey Francesco Ladu, precedendo Benito Baio. Belém, da Fracchi di Montalbo e Narami, trova il secondo successo in carriera, regalando un'altra soddisfazione al signor Marcello Fresi, proprietario e allevatore, sentito nel post gara preceduto dalle parole di Alessandro Fiori. Contenta? Grazie già. Alessandro Fiori, al successo con Belém, batti Belina che l'altro giorno ti avevano battuto, ti ha preso una mezza rivincita. Sì, si può dire così. No, molto bene, una cavalla svelta che poi già a 1000 metri aveva già fatto vedere di correre molto bene qua a Sassari. Anche vinta a 1500, lì una cavalla abbastanza brillante. È venuta bene, ha fatto partenza, è venuto via in diritto al momento giusto, ma ha tenuto queste le lunghezze di margine. Sì, non ti è calata mai quindi questo. No, anche perché Mario fa anche più metri, quindi alla fine galoppava molto meglio in fondo. Sì, complimenti Alessandro. Grazie. Signor Marcello Fresi, per i colori
E l'allevamento di Belem, seconda vittoria in 15 giorni. Sì, e oggi era un po' difficile, visti i partenti, però ce la rischiamo questi millimetri, poi aspettiamo se riesce a fare i 2000 alla chiusura. Per ora si è dimostrata una cavalla È andata discreta. bene, sì, sì. Non è della prima categoria, però è una cavalla che poi adesso sta maturando. Ecco. Sì, si fa regolare. Sì, abbastanza. Sicuramente. C'era qualche problema all'inizio, però a parte il debutto c'ha 2 secondi, un terzo e 2 primi. Io penso che per un allevatore che Sì, lo fa sì, per sì. divertirsi, così Certo. poteva andare. Sicuramente poi ovviamente scalerà le categorie anche più impegnative, però è giusto certo. che sia così. 2000 metri fiducioso? Ma lei, cioè il padre faceva la distanza, il secondo al derby sardo. La madre non è, perché la madre a 2 anni a Roma è terza a 1700 a 2 anni. Cioè non è che Un po' di fondo c'è. poi ha avuto qualche problema e ha fatto solo i millimetri qua. Però Vediamo figlia di Fracchi di Montal, Benarami. è oratorio, quindi che era un 2000 metri spiccicato il padre della madre. Quindi io penso che arrivi anche al 2000, perché quando corre coperta va tranquilla da sola, capito? Sì. Adesso qua usi non è che ti copri, poi quando esci. Sì, ma ha vinto anche bella regolare, non è andata spedita, si è fatta graduare, quindi sì. se ne è conservato in fondo. Complimenti per questa seconda vittoria di stagione per Belem e in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Si arriva così alla quinta corsa, la prova clou del convegno, un discendente per puro sangue inglese di 3 anni e oltre sui 1500 metri, intitolata alla memoria di Giovanni Moreddu, fantino prima e poi allenatore scomparso qualche anno fa. Con una partenza da sprinter plus bella Villi, imbastiva in avanti un ritmo infuocato, giocandosi la carta della fuga a traguardo lontano, con partita dell'Alghera a capeggiare il drappello allungato nelle prime fasi, tutti alle prese a seguire i parziali del battistrada. In retta finale si assottiglia il divario, con Plusbella Ville che getta la spugna, rimontata in un amen dal gruppo degli inseguitori, dal quale emergeva Bello di Toni, che sotto la cravacia di Angelo Citi pescava un bel varco all'interno e con uno scatto fulmineo mette la testa davanti ad Offsider, finita al secondo posto, precedendo un convincente Mondo Rame e Angeliu. Bello di Toni, da Arakan, trova il primo successo stagionale, l'ottavo in carriera. A fine gara le voci di Angelo Citti, del trainer Salvatore Cargiaga e del signor Tonino Brai, proprietario di Bello di Toni. Sì, dai, oh. Angelo Citti, ritorni in Sardegna e trovi successo con Bello di Toni. Sì, dai, dopo un blackout che ho avuto sia per malattia, per cavoli e mazzi, insomma, siamo ritornati alla vittoria in Sardegna, siamo ritornati vincitori, insieme a Brai, insomma. Tutta la compagnia anche con Cargiaghe, l'ha presentato in ottimo stato, cavalli abbastanza come dipinto, tutto il resto erano cavalli abbastanza buoni. Oggi ha fatto valere qualcosa. Sì, corsa tiratissima. Corsa abbastanza tiratissima, abbastanza selettiva è stata. Eri via dall'inizio. Sì, sono partiti abbastanza selettivi, abbastanza da cavalli da corsa, via, l'hanno messa sull'andatura cavalli da corsa, in fondo mi sono messo io in attesa, in fondo mi sono filato al di dentro che si sono allargati e c'è il risultato della vittoria, dai. Sì, agevolato anche dal paesino, comunque complimenti. Sì. Complimenti anche. Grazie mille Bruno. Salvatore Cargiaghe, quinta vittoria stagionale, se non sbaglio, arriva con l'inedito Bello di Toni. Sì, vabbè dai, oggi ha trovato il terreno adatto e insomma si è espresso al meglio. Sì, e anche il peso sicuramente ha fatto Sì, il la sua peso, parte. insomma, 50 kg insomma, aveva 10-12 kg di differenza dagli altri cavalli che potevano arrivare, ma con questo terreno insomma un po' sono penalizzati, pesanti. Ha risolto una corsa complicata perché comunque era molto tirata lui all'interno. Sì, poi sono allargati un filino all'interno e insomma è andato dentro e insomma è andata bene. Futuro? E futuro, adesso vediamo un po' il Gran Premio e vediamo il peso e speriamo bene. Sì, ricordiamo lui, un Arakan, sicuramente discende bene anche lui, quindi Vittorio, complimenti per la vittoria. Grazie. Tonino Brai, ci ritroviamo. Di nuovo, Bello per di, fortuna. Bello di Toni. Ma un grande cavallo. Oggi c'era un pesino, ho sperato che vincesse, l'ha fatto, quindi ben contento. Un bel periodo.
dopo Roma ci voleva anche la Sardegna di nuovo, perfetto. Sì, un po' il dubbio forse alla vigilia era il terreno, che questi li ha un po' sofferti Ma in no, a lui passato. piace il morbido, la verità, quindi oggi Vabbè, oggi era eravamo più che morbido. positivi sul terreno per lui. Il duro un po' va a soffrire, però dai, bene, diciamo, è andata bene, sono contento. Sì, l'ennesima vittoria in carriera per Bello di Toni, sicuramente è un cavallo che avrà ancora tanto da dire. Complimenti Toni. Grazie. Il pomeriggio si è chiuso con il successo di Aquila Daigente e di Luca Cotu nella prova riservata ai gentleman in sella agli anglo-arabo anziani. Nelle prime battute la debuttante Asmen disarcionava Pietro Brocca, il tutto senza conseguenze per Cavallo e Fantino. La corsa è proseguita regolarmente, con Aquila Daigente che assumeva l'iniziativa nella retta opposta alle tribune, seguita da Wolverine, Profondo Rosso e Un Ciao. Addirittura finale l'allieva di Roberto Godani continuava indisturbata la sua progressione, scavando un solco tra sé e gli avversari di oltre 7 lunghezze, lasciando al secondo posto Profondo Rosso, mentre Un Ciao e Wolverine completavano il quadro. Per Aquila Daigenta da Physique e Michele Daigenta arriva il secondo successo in carriera, lei che aveva vinto al debutto. A fine gara le impressioni di Luca Cotu e quelle del signor Roberto Godani al training e ai colori di Aquila Daigenta. Luca Cotu, seconda vittoria stagionale, regali una bella gioia al team Godani. Sì, bella soddisfazione Bru, dai. Prima volta che vinco 2 corse all'annata. Bravo sei, tanto cazzo sei bravo. Sono molto felice. Ringrazio Roberto e tutto il team per aver avuto fiducia in me. Ha vinto anche bene. No, bene, bene. Passeggero, dai. Sentivo attaccare qua in curva, però poi visto che c'è già bene addirittura abbiamo portato a casa, dai. Sì, anche perché lei nasce con un problema non indifferente, quindi quando vince va sempre rimarcato. Non sì. È una cavola come tutte le altre. Ma va abbastanza regolare per il problema che ha. Sì. Complimenti Luca. Grazie. Roberto Godani, al training ai colori si ritorna vittoriosi con Aquila Daigenta dopo la vittoria dell'esordio. Era ora di vincerne un'altra. E adesso veniva da una sosta forzata per la squalifica e oggi rientrava, l'ha fatto in una categoria meno impegnativa sicuramente, però ha fatto bene. Doveva rientrare, ha fatto il suo, ci ha fatto penare anche oggi un po' alle gabbie, però alla fine l'ha portata a casa e meno male, dai.